Buonasera e benvenuti. La ruota di Sao che Subenco, qui, nelle bellissime pendici del Monte Urfo. Soltanto in queste zone si trovano ancora i resti dell'uomo Nuragicus. Ne vedete uno davanti a voi. Nato a Nuoro il 19 del 1967, ivi cresciuto e ha finalmente la possibilità di spiegarvi come è fatto un vero uomo nuragico. L'uomo nuragico all'inizio della storia non aveva né la penna né il botichetto e praticamente viveva in questa condizione qua. Era praticamente tutto peloso in faccia, no? Non aveva gli occhiali e poi soprattutto aveva una caratteristica bellissima che era non sbagliarmi! Io ho detto non sbagliarmi adesso!